Siamo in Costa Rica, nella foresta di Monteverde, a circa 1400 metri di altitudine. Ci siamo imbattuti in questo grande albero, è un ficus strangolatore ed è un albero che ha una storia un po' particolare. In realtà è un parassita. Cosa fa? La storia comincia con il suo seme, che viene depositato con le deiezioni da un uccello, una tortora di foresta, che ne ha mangiato appunto il frutto. Da questo seme si sviluppa una radice, una lunga radice che raggiunge il suolo. A quel punto il ficus comincia a sviluppare la sua massa e ad avvolgere l'albero originario. Dopo un certo periodo l'albero originario viene come soffocato dal ficus strangolatore. In realtà muore perché la chioma del ficus strangolatore e le sue foglie alla fine competono con le foglie dell'albero originario. Quindi alla fine, come in questo caso, l'albero che c'era prima muore e il ficus strangolatore vince. A noi sembra un unico albero, in realtà è un parassita che si è sviluppato sulle spoglie dello sventurato albero originario.